Claudio Sartor, sindaco di Cornuda e consigliere provinciale di Treviso. Ecco, Sindaco, quest'oggi ci sono 200 sindaci di fatto dal Veneto presenti. Che cosa rappresenta questo progetto Polis di Poste Italiane per i piccoli comuni sotto i 15.000 abitanti? E può essere sicuramente un'opportunità. Parlavamo con dei nostri colleghi e molti hanno anche difficoltà di personale, non se ne trova, soprattutto i comuni più piccoli, in realtà magari hanno qualche migliaio di abitanti, non riescono a soddisfare queste esigenze. Per cui l'apporto di Poste Italiane può essere sicuramente utile per risolvere questo deficit che in questo momento abbiamo e d'altronde è anche una sfida per quello che riguarda la digitalizzazione di questo paese che si affronta insieme enti locali ma anche una realtà importante come appunto Poste Italiane. Claudio Grosso, sindaco di Quarto del Tino. Allora Sindaco, oggi parliamo di un progetto che va a servizio delle piccole comunità, dei piccoli centri. Che cosa rappresenterà per il suo comune questa iniziativa? Per il mio comune, così come tanti altri piccoli comuni, rappresenta sicuramente una boccata d'ossigeno per due motivi. Il primo perché aiutano i piccoli comuni a decongestionare l'afflusso che c'è negli uffici, in particolar modo quello dell'anagrafe. Il secondo perché rappresenta un servizio più capillare di poste che offre delle opportunità che diversamente si potrebbero fare in comune e si possono fare appunto negli sportelli, quindi una maggiore offerta che sicuramente va nella direzione di evitare il continuo svuotamento dei piccoli centri verso le grandi città, verso i grandi comuni. Presidente Antonella, sindaco di Villa del Conte in provincia di Padova. Allora, Sindaca, per quanto riguarda il progetto di quest'oggi, che cosa rappresenta per i piccoli comuni poter beneficiare di questa iniziativa? È assolutamente un'opportunità, un importante avvio di sinergie tra le piccole enti comunali e enti locali di minore entità con una grande invece entità che è quella delle Poste Italiane che ci sgraverà, da quanto ho percepito, perché l'incontro deve iniziare a breve, di tantissimi importanti servizi, quindi una grande sinergia a beneficio di tutti i cittadini. Ecco, quali sono le richieste che vi arrivano dai cittadini, i bisogni che i territori esprimono? Sicuramente un servizio fuori dalla porta, nel senso che i nostri piccoli paesi sono abituati ad ottenere i bisogni e le soddisfazioni proprio nel paese in cui risiedono, quindi se le Poste Italiane ci permettono attraverso gli uffici localizzati di prestare servizi a domicilio, sicuramente i nostri cittadini non possono che accogliere con grande benemerenza questa novità. Potrebbe essere un'attrattiva anche per i più giovani, oltre che per gli anziani, chi non ha l'auto, magari la mobilità più accessibile. Tutti quanti beneficiano, qualsiasi fascia d'età beneficia quando il servizio è fuori dalla porta, perché non siamo più abituati ad attendere purtroppo molte ore, a fare grandi spostamenti, soprattutto per i servizi. Quindi ben venga un aiuto in questo senso. Grazie. Silvia Caligaro, sindaco di Vigo di Cadore. Allora Sindaca, per l'area del Bellunese, che cosa rappresenta un servizio come questo di prossimità, di vicinanza appunto in un territorio magari più complesso di altri del nostro Veneto? Allora il Bellunese, essendo un territorio montano, necessita di avere servizi appunto più vicini, di prossimità, e questo progetto è fondamentale proprio per essere vicini ai cittadini e dare un servizio in più per tutte le famiglie anche. Ecco, tra l'altro potrebbe essere anche un'attrattiva per i giovani perché oltre al totem per i servizi bancari, anagrafici e quant'altro, si parla anche di spazi di coworking, colonnine per la ricarica elettrica delle auto, quindi c'è anche un'attenzione ai più giovani. Certo, è fondamentale anche perché noi, anche con il programma dello spopolamento, dobbiamo cercare di essere più attrattivi e riuscire a rispondere alle esigenze del mondo del lavoro e quindi